Alberto Tonello direi che è in discrete condizioni fisiche e noi prevediamo nell'arco della giornata di trasferirlo in reparto chirurgico. La conferma arriva direttamente dal primario di rianimazione del San Giacomo di Castelfranco. Alberto è fuori pericolo, ha mangiato e riposato. Gli ultimi esami hanno scongiurato complicazioni, certo per il pieno recupero servirà tempo. Chiaramente deve consolidare una serie di fratture e dobbiamo tenere sotto controllo la situazione addominale perché aveva una contusione a livello epatico e peraltro è tutto stabile, tutto sotto controllo, sono già passati diversi giorni, quindi le probabilità che ci sia un'evoluzione su quel versante lì ogni giorno che passa si riducono progressivamente. Ad assisterlo i familiari, a partire da Papa Franco, che fuori dal Duomo ha solo rassicurato sul fatto che il figlio sta migliorando. Oggi stiamo malissimo, ci ha detto, siamo qui tutti per Giulia. E proprio il pensiero di Giulia sta accompagnando Alberto in queste ore. Quando è arrivato era un po' più agitato, insomma qualcosa abbiamo fatto noi per tranquillizzarlo, quello che lui è dentro di lui dal punto di vista psicologico sicuramente è un qualcosa di importante, di pesante, ma insomma il tempo lo aiuterà.